Buongiorno, allora vai un promessa che vai la presenza con so parlato con un paese in corso temporale perché un capomato, un Petro t'aggrippa, allora ha detto Margherita fa qualcosa, allora ha la presentata con sentite Cirenedi, a fa che ma verli. Buongiorno, mi squadra, sono parlato in un paese perché Petro t'aggrippa, mi ha detto magari va a avere ta ruccone e a pas fare lavorare. Allora, come vediamo, vado a presentare perché i nostri agenti vogliono sapere quali siete. Allora, agli altri induzzioni su di ta ruccone, allora, ti piace? Umano, venite a vedere. Allora, questa è Serena, la nostra più giovane taruccona, 7 anni, Serena, va bene, si teda. Ti piace il teatro nostrale? E perché tu hai nel teatro nostrale? Perché aiutava il giro di paesi in qua nostra squadra di taruccona. Forza di taruccona! Bravo, si teda, sto contento. Allora, figliolette, dopo c'è Florian. Florian, 11 anni. C'est bon, figliolette? Ti piace il teatro nostrale? Ti piace? E perché tu hai nel teatro nostrale? Perché on parla a la corsa. Ma parla corsa, non ti capisco la lingua corsa. Poi vedi qui, dopo vedi. Dopo, cosa è? Un malone sportivo da città, come qua a mi pressare un video le fanno marcato. Allora, qui è Nicolo, 13 anni e mezzo. Allora, Nicolo, come sei? Ah, va bene. Ti piace il teatro nostrale? Che ti fa al teatro nostrale? Beh, on parla per la corsa e un scopo del teatro, ti vengo spanato giù, bravissima, e a gioventù, una virtù, a virtù di parlare lingua corsa. Dopo figliuetta, che manda figliuetta. Giacomina, mi presenta Giacomina. Salute Margherita. C'est bene. C'est bene. 18 anni e mezzo, ti vedi mica? Mi piace. Mi fa parte di teatro nostrale. Oh, mais si, ti va, voilà. Dopo c'è Pasquale. Come sei? Da c'era di mica che anni sta. E di cui ci sono minata, capisci? E bon, Pasquale. Vabbè, questo temporale, lo petto dai aggrippa. Perché tu c'era aggrippa spagnolo in culto, che ne so qui. E di ma appena mi siete detto, ti piace venire con noi, ti senti bene? A me mi piace venire perché ritrovo tutti i miei amici taruccone e poi ci campiamo a giocare a pista, a dicere a Petro. A dicere a Petro, ma fatto parlare un paese. Chi dice a radio, soprattutto mi piace parlare la nostra lingua materna. La nostra lingua materna, un po' moro. No. E forza la nostra lingua! Dopo, veni a Vigore, ti presenta questa poi la mia amica Rosa. Oh, Margherita, te ne vieni della nostra gioventù nel suo garuglio do bordo. Ah, me ne vengo. Me la rimento. Ma rimetto talmente che tutti i più belli siete, me ne piace tutto, Tutti i belli passati. Oh, come mi rimento la linghetta, no. Giorno di 30 agosto. Ti ricordi sotto un passaggio lupo giuro? Magari. Di quello bello giovano. Sì. Oh, sì, Biniretto Barbavecco, c'è un nipote in cui noi vado a presentare. A dopo. Vi presento a 2 mesi. Un nipote di Benedetto Barbavecco. Ti saluto magari. Come si ti piace di essere con te? Come dico mi faccio piacere. Sono sempre stato innamorato di te, insieme. Allora fa come un zio, 45 anni, che l'aspetta per dichiararsi. È finita. Sta già di una affare, oggi non mica di che non mi ha parlato. Ma parla di qua? Sta già di una affare, che lui ci si vento, o acqua vuole, che lui ci sia grida, in corso, in Francia, no mondo, più non mi importa. Quando faccio partita questa squadra meravigliosa, quella del teatro mascolo, iniziata per Pietro, un baciarino, per me. Ma non so come te non gegnami, fammi piacere, gegnami. Allora ti presento, ti presento a Filippo, come si chiama Filippo? Oh Filippo, è parlato d'accordo, ti sta compiutato che me, e beh Filippo. Mi gampo con tutta questa gente. Vedi mica pochi squadra, ma noi che ti ha ci gampiamo.
Abbiamo i scansati. Ah no, io ho tante stranzate. E un teatro nostrale e semi-naturale. Dopo vedete, vi giurete, mi subite o subite all'altro, tu di noi. Dai, a me mi domanda qual è. Ti presenta Marie-France, vedete come è bella Marie-France. Buongiorno, Maria. Buongiorno amici, allora, che mi conti? Oh, mi piace assai di seguire. Dopo che hai cominciato, penso che qua mi campo. Bisogna la nota, bisogna. E viva i tarucconi. Dopo ti presenta Yvonne, di buongiorno a Camilla, Yvonne. Buongiorno a Margherita. Buongiorno Yvonne. Ah, so bene. Sono contentissimo di avervi tutte. Io due paesi, un telecomico. Hai una scruccetta, io e Pietro mi ha chiamato, ha detto a Margherita. Fatti qualcosa, farete avere i tarucconi che ti ha già scritto. Oh, Maruna. Ma a volte ti piace di vedere con voi. Senti di averci. Oh, ti ringrazio amici, devo passare a chissà da parlare più. Dopo c'è chi ti presenta Pietrino, a sua mamma ti intelligente ti rame gumma, ti li fatti in borghi insieme, come sei Pietrino? Ah, vabbè. C'est vero, e tu sei come mamma, sono una luna di trinca allora. Mi piace parlare forse. Mi sto sentita un E si spana in questa rucco, che belli parole, spanazzi. Dopo ti presenta a Franca, vedi che bello sorriso Franca. Parlo Ti Franca. ringrazio Margherita, veramente un piacere per noi di che tu sei venuta oggi a vedere. È un piacere spartutto, Ti ringrazio. Ha ringraziato Franca. Parla mica troppo oggi a Franca, di regola, puoi dire come, che è di a macinina. No, poi voglio che parlare all'altro. Dimmi, ti vedremo a discorso. Dopo ti presenta, oh mi figliule, non vedo così, vedo mi figliule, Oh, magari come tu sei bella, oh. Di va bene, c'è mio nipote in paese che mi ha contato qualcosa di te, in discoteca, un mio amico Irchia, mio nipote, eh? Allora, lasciala va, no? Bon, ma tieni, se tu la quotidiana mio nipote, le sappi che c'è sta Margherita da rito, eh? D'accordo. Hai capito? Bon, c'est bene, ti piace bene? Mi piace, Ti spani con noi? mica troppo, ma buono. Faremo qualcosa in tutti. Dopo ti presenta a Tommaso, uno spettacolo con un violinista, un violinista. Va bene o più? Va bene. Allora, ti mi appelli qualcosa, che ti baci di con noi. Hai un bel luogo, Un bel luogo, hai visto? Appena avrete, ma un bel luogo. Appena Siamo una bella squadra, belle mica tu. Dopo ti presenta Giazippina. Come sono Giazippina? Come siete? E tu? Vabbè. Tu vai a bere. Un pugno fa castafare, queste manifeste. Il mese d'ottobre con Turco Ma sapete, ma mi si piace a me come portavoce, attaché de presse, non posso più, faccio che scrivo. Allora, non ho mica troppo tempo di va a vedere. Spero che non mi dai un mese di undici. Ah, va, sono contento, ogni poco a venire in cuboio, ogni tanto a venire in cuboio, d'accordo? Vi prometto, ti ringrazio. Dopo vi presento a Zeppo, il nostro piccolo motore della nostra squadra. Se ben visite. Benissimo. Ha da giocare un personaggio a Zeppo, vi dico mica. Allora, che mi conti? Allora, che ti conti? Che da quando sono qui con voi, con i tarucconi, addirittura dopo viaggio e di una ora terapia. Ma ti rendi conto, figlione? Oh, che belli parole, figlietti. Dopo c'è Catalina, come siamo Margherita, è vero? Ah, è un piacere, Ma ci vai ad aspettare. Non so che ti va a allora che ti faccio di stare qui con noi? Ah, mi faccio così piacere, dai, con Petro che stava da volentieri, né? Inteso, Petra, ha detto che con te si lavora volentieri e tu sei lì in qua a grita, ti piaci questo? Vai di passata tutto ognuno, ecco la nostra squadra di tarucconi. Oh Margherita, cosa dai in suo sacco? A Zapio, alla giuretta oggi non parla mica, cosa sta in suo sacco? Per parlare di un paese, ci offrono che c'è un sacco quantunque. Sono obbligato di fare ciò che sta in un sacco. Poi che mi può prestare una garriga per piacere? Ce n'è una. Scusate, io. Scusetti. Allora, in un sacco, quando parlo di un paese, sono obbligato di portarmi qualcosa. Allora, per un viaggio ci vuoi canistrelli, senza canistrelli. A quelli di Australia, io presente la gappa, va già parere, la giù risposta, la giuretta, andando a tutti. E poi qui, sono obbligato. Qui sono mi cambio, ma qui io mi cambio, perché passi strada non si sa mai, c'è sempre bisogno di cambiarsi. Bon, dopo,
E un bomba lacrimogena un niveau giumica, ma sapete fatti stradi, non si sa mica quali scontrati, allora di piatto sta a fare me ne posso comandare, se che sia chi cerco ti pesa come un polpo, voilà, allora mettete, da moi va dire la gare travailler, parce qu'ils sont qui c'est la travailler, d'aller à fête, vous êtes tous hiver à travailler, d'accord, hein? Bon, alors je vous remercie à tous. Allez, allez, écoute, allez, allez, au carre, par écoute d'un après, allez, allez.